musica c'è e proveremo a cantare cercando la nota più acuta che c'è. Ti seguirò dove vuoi. Cosimo Fiotta, nato a San Ferdinando di Puglia il 25 di maggio del 2006. Sì, Primo maschio di due, giusto? Io ho un fratellino più piccolo. sì. Cos'è per te intanto la famiglia, la cosa più importante? La famiglia è la cosa importante della mia vita. È una grande forza, no? Sì, perché ci danno mangiare, ci danno la vita. Vi danno tutto quello che ovviamente soprattutto in questo lavoro c'è bisogno. Sì, La famiglia è importante, ma tu soprattutto hai tutta la tua famiglia, ti vuole bene, c'hai nonno, c'hai nonna, c'hai gli zii. E questa è una grande forza, ti dico Cosimo, io sono un po' più grande di te e ho una bella famiglia e ti dico che la forza, in primis in tutto quello che si fa, è questa, è la famiglia. Musica da quando sei nato? sì, è tutta la mia vita la musica. Tu suoni la batteria, giusto? Sì, Suoni la batteria e da soprattutto 3 anni, da 3 anni. Ricordiamo che tu hai 9 anni. 9 anni, quindi significa che tu a 6 anni io ho fatto il mio primo disco e tu hai messo le mani sulla batteria. Sì, Non voglio darlo mai, sta dentro i giorni tuoi, lo ami più che poi, ti trema ancora odore e poi, se chiedono di lui, tu gli rispondi basta, ma poi dentro te stai male. Ho scelto un po' di foto insieme a mamma perché voglio che tu mi dici quello che ti ricorda in quel momento. Questa per esempio tu sei piccolissimo, dimmi cosa ti ricorda questa foto. La prima cosa che ti viene in mente di quando eri piccolo. qui avevo 3 anni e papà ha montato l'impianto e io ho ballato. Ah sì, in mezzo a i tutti. parenti. Che bello. E poi ho scelto questa. Questa è Penso la sia mia la famiglia. più bella, no? Sì, Qui c'è tutta la tua famiglia, c'è papà e mamma e soprattutto hai in mano un ricordo importante. Questo è il tuo primo disco, sì. che si chiama Maggio 2006. Maggio 2006. Tu non lasciarmi mai qua giù, non volare mai da sola senza me. Siamo due campioni inseparabili, io più te, uguale amore. Tu si dicessi da me, se trovasse scritto dopo tuoi nomi in un cuore rosso incancellabile, io più te, uguale vita. Sono felicissimo perché Sei già al secondo, no? sono già al secondo lavoro discografico. E È tanto, eh. sì, Oggi tu sei un bambino fortunato perché hai una famiglia che ti segue e che soprattutto può realizzare tutti i tuoi sogni. Io l'ho fatto insieme a papà, insieme a mia mamma e quindi so cosa si prova, so cosa significa. Quindi sono veramente felice e sono felice di seguire la tua strada. Spero che sia lunga e luminosa e piena di belle sorprese, perché poi le cose scontate non sono belle le sorprese, le cose all'improvviso. Io sono capitato all'improvviso nella tua vita e spero di aver contribuito un poco a tutto quello che tu hai fatto fino ad oggi. io spero che divento famoso come te e voglio regalare a un altro bambino l'esperienza che tu hai fatto a me. Che bello, Grazie, che bello. ti Grazie a voglio te. bene. Ci fa sognare la musica, ci dà uno stimolo in più, noi siamo fatti di musica, prova a cantare anche tu. Ci fa sognare la musica, tutto diventa magia, una chitarra e una dedica, questa diversa armonia è musica sia. Stasera vieni con me, ci aspetta già tanta gente.